Soddisfatti naturalmente della prestazione e della vittoria. Naturalmente non è stato facile perché sapevamo in partenza di incontrare una buona squadra, una squadra ben allenata da un ragazzo molto giovane, e diciamo che per noi è stato abbastanza facile, tra virgolette, perché siamo riusciti a trovare subito il gol del vantaggio. Poi alla fine del primo tempo abbiamo avuto un po' di sbandamento e abbiamo rischiato addirittura di pareggiare, e poi lì diciamo, con il gol del 2-0 siamo stati bravi poi, diciamo, a trovare gli spazi giusti e a fare il secondo, il terzo e il quarto gol. E naturalmente siamo contenti, siamo sulla buona strada, chi ben comincia a metà dell'opera, e quindi diciamo che abbiamo ci si prospetta un buon inizio di campionato. Mario naturalmente non ha bisogno di presentazioni, io lo conosco da tanti anni, e quell'anno a Dattilo naturalmente ha fatto un grosso campionato, ma lui è un giocatore importante, un giocatore che quasi sempre va sempre in doppia cifra. Io personalmente l'ho voluto fortemente perché so il valore del giocatore, e poi soprattutto perché Mario prima è un uomo e poi un calciatore. Sono sicuro che quest'anno qui all'Accademia si potrà togliere grosse soddisfazioni. E dentro gli spogliatoi, devo essere sincero, tra il primo e il secondo tempo li ho un pochettino bacchettati, perché abbiamo fatto per 35 minuti fatti proprio bene, e poi sul finale, ti ripeto, abbiamo un pochettino abbassato la guardia, loro hanno colpito una traversa e quindi lì la partita si poteva veramente prendere una piega diversa, e quindi la prima cosa che ho detto dentro gli spogliatoi è di ritornare a essere concentrati, di ritornare a essere bravi nei calci piazzati, di essere molto attenti, di accorciare le linee, di essere molto compatti, e devo essere sincero, la squadra l'ha fatto veramente bene, e quindi siamo veramente contenti e soddisfatti per la prestazione e soprattutto per il risultato. E quest'anno è tutto diverso. L'anno scorso sono entrato a febbraio, dove naturalmente non potevo chiedere nessuna cosa alla società perché il mercato è chiuso e la squadra era questa. Diciamo che siamo stati bravi con i miei giocatori a trovare il giusto piglio per cercare naturalmente di raggiungere la salvezza, e l'abbiamo raggiunta meritatamente, anche se all'ultima giornata. Quest'anno la società ha puntato fortemente su di me, io ne sono contento, sono orgoglioso di essere l'allenatore di questa squadra, di questa società, e naturalmente sono riuscito a fare insieme al direttore Tosto a comporre la squadra, conoscendo diversi giocatori, e naturalmente diventa anche un pochettino più facile perché poi hai il tempo per preparare bene tutto il precampionato, c'è il ritiro, c'è la coppa, e quindi diciamo che abbiamo fatto insieme al direttore, insieme a tutta la società, un buon lavoro. I risultati si stanno iniziando a vedere perché siamo stati bravi a passare il primo turno di coppa. Oggi, ripeto, abbiamo vinto una partita meritatamente, però contro una buonissima squadra, e quindi, ripeto, ci auguriamo che il proseguo sia abbastanza positivo. Diciamo che era giusto ieri per cominciare un campionato di eccellenza, per fare 2 gol, però l'importante è i 3 punti che abbiamo fatto, sia il primo turno del campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia. È stato un gran lavoro del ragazzo Giorgio, che mi ha fatto un bel passaggio ficcante, e poi alla fine il resto ci ho pensato io. È un gruppo meraviglioso, bravi ragazzi, che siamo sempre a disposizione al mister. Il mister lo conosco molto bene, infatti quando mi ha chiamato in estate non glielo potevo rifiutare e subito l'ho accettato. Queste sono delle partite che se tu lo sblocchi subito, poi tutto il resto ti viene facile. Il campionato ancora è lungo, quindi noi abbiamo iniziato col piede giusto e ora c'è tanto da migliorare, e dobbiamo solo abbassare la testa e lavoriamo come sempre. È stato un affaticamento che non volevo rischiare, ho sentito un po' in tiro, poi sono uscito, però niente di grave.